In Liguria è triplicato il numero delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti accessibili alle persone con disabilità motoria. Il dato emerge sfogliando l'opuscolo Guida Mare, realizzato dalla Consulta regionale per l'handicap insieme a INAIL e Regione Liguria. Le strutture accoglienti nei confronti dei disabili oggi sono 144, di cui 35 in provincia di Genova. La guida è anche a portata di cellulare, basta scaricare l'app da Play Store e visionare così tutte le possibilità anche da fuori regione. Direttamente poter interloquire, capire dove puoi andare, quali benefici c'è, il parcheggio, la rampa o altri elementi che sono assolutamente fondamentali per una persona che è portatore di handicap, in maniera tale da prenotarsi magari anche da fuori la giornata prima e saper dove andare, e sapere anche che va in una località, in un posto dove può poi tranquillamente accedere al mare senza nessuna barriera architettonica o altri elementi che potrebbero ostacolarti. Le informazioni contenute nella guida, alla seconda edizione dopo quella del maggio 2016, sono l'esito della verifica dei volontari della consulta regionale che si sono recati in ciascuna struttura facendo segnare un passo avanti per l'integrazione nella speranza di un futuro sempre più accessibile. Il desiderio sarebbe quello di ampliare al massimo queste spiagge, queste potenzialità. Io credo anche poi di poi collegarci magari un giorno con una guida degli alberghi accessibili, in maniera tale che si possa fornire un pacchetto completo per le persone che hanno disabilità e che vogliono reinserirsi nella vita di relazione, come ho detto, che è uno dei nostri compiti maggiori, e quindi sapere che magari hai l'albergo, hai l'attrezzatura sportiva, il campo sportivo che magari è accessibile per fare sport se vuoi, e hai la spiaggia.